cambiamenti. Mi sveglio al mattino e mi chiedo: vale la pena vivere? Dovrei farla finita. Sono stanco di essere povero e peggio ancora sono stanco. Ho lo stomaco che brucia, cerco una borsa da strappare. I carabinieri se ne fregano di un fratello, tirano il grilletto. Uccidono un ragazzo, è un eroe, ma tanto chi se ne frega. Una bocca in meno da sfamare sull'assistenza. Prima li lasciano spacciare, si tirano sempre indietro e poi li guardano uccidersi a vicenda. È ora di reagire, diceva Luca, 2 colpi nel buio. Ora Luca è morto, mi manca tanto mio fratello, ma non potremo mai andare da nessuna parte se non condividiamo tra noi. Dobbiamo iniziare a fare cambiamenti, impara a vedermi come un fratello invece che 2 estranei etichettati. Ed è così che deve essere. Come fa il diavolo a prendere un fratello se mi è vicino? Mi piacerebbe tornare a quando giocavamo da bambini, ma le cose cambiano ed è così che va. Dai, dai, è proprio così. Cambiamenti, le cose non saranno mai più le stesse. È proprio così che va. Oh sì sì, ascoltami. Oh mio, oh mio, oh mio. Dai dai, è proprio così. È così che va. Le cose non saranno mai più le stesse. Non saranno mai. È proprio così. Sì, sì, sì. Oh sì, così che va. Dai, dai, non vedo cambiamenti, vedo solo facce razziste. L'odio mi dice che disonora una razza. E siamo sotto, mi chiedo cosa ci vuole per rendere questo un posto migliore. Cancelliamo lo spreco, taglia il male dalla gente, si comporteranno bene, perché sia neri che bianchi fumano insieme stasera. È l'unico momento in cui ci rilassiamo e non ci uccidiamo a vicenda. Uccidiamo a vicenda. Ci vuole abilità per essere veri, tempo per guarire a vicenda. E anche se sembra un miracolo dal cielo, non siamo pronti a vedere più amici che partono via da noi, ma alcune cose non cambieranno mai. Cerco di cambiare strada, ma tu non rimanere nel gioco della droga sul pianeta di mio fratello. Ora dimmi, cosa deve fare una madre? Essere vero rispecchia il fratello che è in te. Devi operare nel modo più facile. Hai fatto 1000 giorni, ma l'hai fatto in un modo squallido, vendendo droga ai ragazzi. I soldi non comprano l'anima. Beh, ehi, beh, è così che va.